Allora, siccome poi è stata l'occasione per fare la riflessione sulla pensione di reversibilità di cui si è discusso, perché è stata presa, messa in discussione, ciò non toglie che un domani possa essere ripreso in esame il discorso della pensione di reversibilità. Perché? Perché dal momento in cui si parla di matrimoni di estesi, di unioni di fatto, insomma la cosa può diventare un po' di un certo peso. Quindi voi vi siete sollevati bruscamente e forse certo, grazie proprio al vostro intervento la cosa si è arrestata ed è stato uno scalpore nazionale, però resta sempre liquescente. Se quando l'idea si tira fuori poi c'è sempre il pericolo che si torni a toccare, no? Ma noi vigiliamo, siamo qui per questo, per vigilare. Allora, sulle pensioni di reversibilità, così per... Cos'è che si è rischiato intanto? Intanto si è rischiato, allora, in un provvedimento, no, che dovrebbe intervenire giustamente sulla povertà, quindi trovare un sistema per affrontare il disagio di tante persone povere, tra le righe era stato inserito che i fondi si sarebbero potuti trovare anche mettendo mano alle pensioni di reversibilità e riducendole. È certo che abbiamo tra le righe. No, era scritto, in un articolo, perché poi quando fanno questi provvedimenti sono molto corposi e bisogna leggerli attentamente, perché si potrebbe trovare l'insidia, e questo devono fare i nostri legislatori che sono a Roma, logicamente, no? E stavolta insomma l'hanno fatto, noi ce ne siamo resi conto subito e c'è stata subito la presa di posizione dello SPCGL. Ma il problema è questo: una pensione di reversibilità, intanto lo diciamo con molta chiarezza, è una pensione frutto di contributi versati di una persona, di un uomo o di una donna che ha lavorato e quindi alla fine della propria carriera lavorativa ha maturato il diritto ad avere una pensione, no? In Veneto, do anche i dati di quante sono, magari che così vediamo un attimo, se la regia gentilmente vuole trasmettere la diapositiva con scritto le pensioni di reversibilità, che è la seconda, che così le vediamo insieme. Qui c'è il dato diviso per provincia, ma io vi do solo il dato Veneto. In Veneto ci sono 356.530 pensioni di reversibilità, ecco, lo vediamo qui dalla diapositiva. Uomini e donne sono la maggior parte, come dicevo prima, sono donne. L'89% sono donne, l'11% sono uomini. Però lo sappiamo, le donne, le nostre mamme difficilmente erano donne che sono andate a lavorare, perché si sono sempre occupate del lavoro di cura all'interno della famiglia, prima dei figli e poi delle persone magari che diventavano nel corso della loro vita non autosufficienti. Ecco, allora lo ricordo questo, ricordo che la pensione però, ecco, questi numeri che do, che sono qui, sono comprensivi delle pensioni di reversibilità sia della gestione privata sia della gestione pubblica, quindi di tutte le pensioni pubbliche e private. Poi io ricordo una cosa, che quando una persona resta vedova, nel caso lavorasse, adesso capita, no, che una donna o un uomo lavora, la pensione di reversibilità viene sì attribuita al 60%, ma viene diminuita in base al reddito che prende questa persona. Se ha un reddito, ci sono 3 scaglioni di reddito, viene tagliata del 25, del 40 oppure del 50%, quindi se ha già un proprio reddito viene già tagliata. Voglio dire, in presenza di una normativa come questa non vediamo assolutamente la necessità di porre mano alla legislazione così com'è adesso, quindi le pensioni di reversibilità per questo motivo non si toccano. Ci sono ben altri sprechi e ben altre cose scandalose da toccare. Prima di questo non voglio dire altro su questo, perché altrimenti... Qui abbiamo una divisione anche per province che può essere anche interessante, perché abbiamo uno spaccato, no, sociale di rilievo, no? Esatto, ma poi ecco l'ultimo dato di questa è che vengono erogate mediamente ogni anno circa 15.000 pensioni di reversibilità in Veneto, sto parlando. Ricordo che questo dato, in Veneto abbiamo quasi 13 milioni, quasi 1.300.000 pensionati, quindi vedete
dipendenti, insomma la parte delle pensioni di È arrivato reversibilità. un messaggio che dice che meno male che ci sono le donne, la parte razionale per quel che riguarda gli uomini, che lo scriveva Filippo da Rosà, invece e pensare che qualcuno aveva ipotizzato di rivedere le pensioni di reversibilità, pazzesco, già noi donne prendiamo meno degli uomini, poi adesso ci vogliono abbassare anche questo diritto acquisito, ma che si tagliassero loro i politici lo stipendio del 50% anziché i miseri scatti dell'1-2%, Franca. I miseri scatti, quest'anno lo scatto è stato dello 0 per i pensionati. Sì, penso che la signora che ha mandato il messaggio si riferisse ai miseri scatti che spettano i pensionati con la rivalutazione annuale delle pensioni. Lo ricordo, quest'anno è 0, quindi ecco, neanche quello abbiamo avuto. Ecco, esatto, a questo proposito, quest'anno ci sono state delle decurtazioni in pensione. Diciamo che avrebbe dovuto esserci una decurtazione dello 0,1% perché era stato dato in più l'anno scorso. E quindi? Ma siccome anche su nostra pressione si è detto che sotto lo 0, se non c'è rivalutazione non si va, perlomeno rimaniamo tale quali, no? fermi, però bisogna anche qua essere sinceri, questo 0,1 verrà tolto appena ci sarà una percentuale, sarà conguagliato con la prima percentuale di rivalutazione che ci sarà. Quindi vuol dire che se c'è una rivalutazione la si perde. Questo 0,1, vabbè, sì. Noi speriamo, si spera sempre che la rivalutazione sia maggiore, anche se stiamo anche qua lavorando perché sia cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni, perché è un sistema ormai che non tiene più, che non sta al passo con le esigenze, con la vita cambiata degli anziani, con tante questioni e bisogna assolutamente rivederlo. Il problema è di ottenere questo confronto, no, con il governo, un confronto serio, dove ci si mette davvero intorno a un tavolo e si discute insieme di cose serie, perché il sindacato è un'organizzazione responsabile, non dice no così per partito preso, ma sempre perché ci sono delle motivazioni e queste le vorrebbe confrontare con il governo. Chiaro. Quindi non riuscite però disponibili a tutte le discussioni, però portando dati reali, no? e anche avendo, come dire, davanti qual è il vero quadro e la vera situazione di questo Paese, perché credo che attualmente non sappiamo qual è veramente. Ci vengono raccontate tante storie. Cioè, se nemmeno voi riuscite come sindacati, neanche a livello unitario, ad avere un quadro della situazione, allora, possiamo immaginarsi i cittadini che cosa resta. Appunto, diciamo che ancora come organizzazione, come categoria dei pensionati, un minimo di confronto c'è stato, c'è un tavolo aperto, ecco, con il ministro Poletti e siamo anche riusciti ad ottenere una piccolissima cosa, cioè con la legge di stabilità. L'innalzamento della fascia esente da tassazione IRPEF, la cosiddetta no tax area. È da anni che stiamo chiedendo la equiparazione con i lavoratori dipendenti, perché i lavoratori dipendenti hanno una fascia esente di 8.000 euro e i pensionati invece ce l'avevano a 7.500 fino a 75 anni e 7.750 dai 75 anni in su. E questa disparità non ha senso, no? Allora, da anni lo stiamo chiedendo, l'anno scorso l'abbiamo ripetuto con forza a questi incontri con il ministro Poletti e c'è stata appunto data una risposta, addirittura c'è stato un primo tentativo di dilazionare la risposta positiva al 2017, ma insomma abbiamo insistito anche con presidi. Mi ricordo insomma che sono andata anch'io a Roma, c'era un presidio mentre era aperto il tavolo, fuori c'era un bel numero insomma di pensionati che sostenevano le posizioni che andavamo là a dire e siamo riusciti, quindi da quest'anno non c'è l'equiparazione totale, ma per quelli sotto i 75 anni si è innalzata a 7.750 e quindi su questa fascia non si pagano tasse. Per gli ultra 75 anni invece l'abbiamo equiparata a quella dei lavoratori dipendenti a 8.000 euro. Quindi qualche euro
diciamo, in più i pensionati si sono trovati, nonostante non ci sia stata nessuna rivalutazione, ecco. Quindi questa è... Per virtù è che ormai siamo ridotti che magari aumenta di 2-3 euro e uno non si accorge. Poi dopo, tra l'altro, no? Magari Maria spiegherà anche meglio, abbiamo avuto nei primi mesi conguaglio addizionale IRPEF regionale, comunale, quant'altro, per cui invece hanno visto meno. Quindi siamo subissati nei primi mesi dell'anno da telefonate nelle varie sedi proprio per questo motivo, perché soprattutto chi ha pensioni sotto i 1.000 euro, insomma, no? E che fanno veramente fatica ad arrivare alla fine del mese, appena vedono che mancano 2, 3, 5 euro dalla pensione, chiamano e dicono ma cosa sta succedendo, qua mi hanno tagliato la pensione e quant'altro, ecco. Credo che tutto si normalizzerà da questo mese, insomma, da marzo, no? Dovrebbe essere. Da marzo, ecco, infatti, sì. Dovrebbe essere tutto più tranquillo. Sì, Sì, certo, ma infatti, diceva bene Rosanna, se trovano qualche euro in più nella pensione va bene. In presenza di qualche euro in meno vengono da noi e allora voglio ricordare che noi facciamo il controllo della busta paga del pensionato. Tra l'altro la nuova busta paga, quella del 2016, è già disponibile nel sito dell'INPS, quindi i pensionati possono venire nelle nostre sedi che noi gliela possiamo stampare gratuitamente e possiamo fare anche il controllo. E voglio dare anche, tanto per così dare anche un'informazione che potrebbe portare anche a un aumento della pensione, perché molto spesso ho ricordato anche da questa emittente che noi stiamo facendo la campagna per far recuperare diritti, soldi che sono inerenti a diritti che hanno i pensionati, che però l'INPS li riconosce solo su domanda. Tornando alle pensioni di reversibilità, ricordo che un pensionato o una pensionata titolare di pensione di reversibilità SO, che quindi SO è la sigla che individua la pensione di reversibilità, che sia del pubblico o che sia del privato, possono, se sono non autosufficienti, quindi sono riconosciuti invalidi al 100% con eventuale anche assegno di accompagnamento, possono avere gli assegni familiari per se stessi. Quindi in presenza di una persona vedova titolare di pensione di reversibilità, naturalmente anche qua si fa riferimento al reddito, quindi li invito a venire nelle nostre sedi perché gli possiamo fare la pratica per avere gli assegni familiari per se stesso. Naturalmente, siccome abbiamo persone che sono non autosufficienti, l'appello lo faccio alla famiglia, ai familiari che si possono interessare per venire da noi, e hanno diritto non solo all'assegno per se stesso, che ammonta, il massimo sono 51 euro e rotti, ma anche agli arretrati degli ultimi 5 anni nel caso avessero maturato il diritto prima. Ecco, questa informazione la voglio dare perché ne abbiamo scoperti tantissimi, certamente, per i quali abbiamo fatto la pratica di ricostituzione della pensione, abbiamo chiesto quindi gli assegni familiari attualmente, quindi li avranno questi 50 euro chi ne ha diritto, che sono o 50 o 19, sono meno per chi però ha un reddito personale più alto e ha diritto quindi ad averli nella pensione da adesso, e ha diritto anche ai 5 anni di arretrati. Quindi ecco, in caso di presenza di questa tipologia noi siamo a disposizione. Quindi ecco, sta arrivando un altro messaggio, vediamolo subito. Così lo vediamo. È una guerra di logoramento, loro vanno avanti, tanto sanno che prima o poi la voce la perdiamo. Per me è guerra persa, finché abbiamo questi che ci governano non abbiamo speranza, ci rimane solo la speranza di crepare prima di finire sotto un ponte. No, beh, insomma, è troppo pessimista a chi ci manda, no, troppo pessimista, per carità, io rispetto il pessimismo, però io che invece mi ostino a vedere il bicchiere mezzo pieno, e quindi no, guardate che con le nostre lotte, le nostre battaglie, tantissime, certo che non abbiamo i risultati che vorremmo, vero Rosanna? Ma comunque sia ogni tanto qualche risultato c'è questo, lo portiamo a casa. E un altro poi dopo c'è anche un'altra novità per quanto riguarda invece
l'ISEE, il nuovo ISEE, che la voglio dire perché è una notizia che interesserà moltissime famiglie. No, ma lo diciamo, questo è importante. Mi rilacciavo questo discorso perché ci sono delle persone appunto che ci scrivono con, io direi con realismo tantrico, perché a questo punto non è tanto pessimismo, ma perché più si va avanti più le cose peggiorano veramente. Poi si scoprono che chi sta bene sta sempre meglio perché magari gode di situazioni, c'è lo scandalo degli affitti e scopri perché hanno sempre più soldi, perché non pagano niente di affitto, quando un pensionato giustamente ci ha scritto l'altro giorno io pago 550 euro di affitto con una pensione minima, come faccio a campare? E scopri che questi paperoni stanno in affitto a 30 euro, insomma ragazzi, mamma mia, è scandaloso. Sono scandali da perseguire, ci mancherebbe. Una volta si lottava per acquisire diritti, ora per non perderli, e questa è una sacrosanta verità. No, ma è vero, non sono conquistati per sempre i diritti, bisogna lottare con le unghie e coi denti per mantenerli. Questo messaggio qua è eloquente, che riprende quanto io stavo dicendo prima, perché si fa luce su altre persone che ci hanno scritto. Adesso la lotta è tutto per risicchiare qualcosa che ti stanno portando via. È assurdo, non per acquisire proprio l'immagine, se lo vogliamo vedere con un'immagine, no? Siamo andati salendo verso la montagna. Adesso siamo precipitati. Perché eravamo, però bisogna anche dire, perché eravamo in un periodo di forte espansione economica del paese, per cui tutto era, come dire, lo vedevamo davanti a noi e le battaglie portavano davvero a dei risultati, perché c'era questo slancio, no? Perché il lavoro lo perdevo e ne trovavo subito un altro, perché riuscivo a contrattare dentro i posti di lavoro condizioni migliori, perché c'era competizione vera fra le aziende qua nel nostro paese, nel nostro territorio. E poi adesso siamo invece nella china discendente. No, ma la china discendente che è terribile, con la crisi che c'è stata, che non è finita, no? Con una crisi che non interessa solo il nostro paese, ma è una crisi mondiale, in cui non siamo più, anche le aziende non sono più in competizione con l'azienda del territorio, ma con i paesi emergenti, e se vogliamo uscire da questa stagnazione, da questa difficoltà, non bisogna competere con loro, ma bisogna innovare e fare ricerca e trovare una strada diversa, e bisogna rimettere al centro il lavoro. Questo è la grossa questione, e se davvero si vuole tenere insieme il sistema, bisogna veramente ripartire dal lavoro, ma anche per salvaguardare le pensioni in essere. Assolutamente. Perché le pensioni sono pagate dai contributi di chi lavora, e se manteniamo un mercato del lavoro disintegrato, frantumato come è adesso. Assolutamente. Mi spiega come mai quelli del Venezuela prendono la pensione in Italia facendo solo 3 mesi di residenza? Probabilmente residenza. Non mi risulta una cosa di questo genere. Non mi risulta assolutamente, no, nel senso che poteva essere una volta che chi veniva qui in Italia, no? Cittadini italiani che si stabilivano qui, magari tornavano, non so, dal Venezuela, perché sono successi casi del genere dal Venezuela o da altri paesi, no? Venivano qui in Italia a trovare i parenti, stavano qui qualche mese, si iscrivevano all'anagrafe, maturavano il diritto alla pensione sociale, la quale poi veniva pagata tranquillamente anche se questa persona tornava al paese dove abitava. Adesso non si può più, perché per avere diritto all'assegno sociale bisogna avere stabile dimora nel nostro paese. Ma chi l'ha presa continua a prenderla? Assolutamente no. No. Allora benissimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.